abbiamo portate a casa. Il tema del commercio ha interessato il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, fermo a livello nazionale, invece il Consiglio se ne è occupato votando una legge che regolamenta a 360 gradi il settore. La prima questione importante che abbiamo ottenuto in questa legge è quello di aver definito 10 festività nell'arco dell'anno, 10 festività nelle quali i negozi dovranno rimanere chiusi. Questo è un risultato davvero molto importante, un risultato che le lavoratrici, i lavoratori, i dipendenti autonomi aspettavano da anni. Infatti dal 2011 la legge Monti aveva tolto questa possibilità, mettendo nelle condizioni tutti di lasciare aperti i negozi tutti i giorni dell'anno. Una regolamentazione ma anche un segnale politico che volete dare. Sì, questo sicuramente è un segnale importante politico che va al governo nazionale, in quanto giace al Senato una proposta di legge che va appunto a regolamentare il tema delle festività e quindi la nostra legge, la legge del Friuli Venezia Giulia, sicuramente sarà un forte momento di anche intervento nei confronti della legislazione nazionale. Oltre alla questione delle chiusure, quali elementi di novità introduce questa legge? Ma il tema prioritario riguarda appunto tutti i CAT, cioè tutta una serie di servizi che la Regione intende dare alle aziende commerciali, alle attività commerciali, quindi semplificazione, aiuto. Questa Regione dalla parte del commercio, dalla parte dei commercianti, dalla parte di chi opera in questo settore. Quindi...